una visita improvvisa di quelle sorprese che fa Papa Francesco, una visita che lo ha visto raccolto immediatamente da tanti poveri con diverse difficoltà che si sono stretti intorno a lui, hanno voluto salutarlo, abbracciarlo, ringraziarlo e non da ultimo hanno chiesto anche il selfie, come ormai di uso. Il Papa ha salutato tutti uno per uno, li ha ascoltati, ha salutato i volontari e le volontarie e credo che ancora una volta sia un gesto di grande solidarietà e carità cristiana che il Papa ha voluto dare come testimonianza. Abbiamo avuto dei problemi perché non conosce le lettere latine, non capiamo se non vedeva veramente o se aveva un problema di vista. Ha un problema di vista, ma poi ce l'abbiamo capito a numerare i numeri e bisogna adattarsi. Qui è stata un'emozione bellissima, è sempre veramente, è lui che ci trasmette questo amore per i poveri, questa attenzione per le persone che sono effettivamente bisognose d'amore, di affetto, di tutto. Ci ha fatto i complimenti, no? Perché ha partecipato, partecipa insieme a noi, no? E vive con noi questa esperienza che è bellissima oltretutto. Ti rendi conto che c'è un'altra umanità, no? Nascosta, no? Che però ti prende l'anima e quindi alla fine è bello esserci.